25 aprile, festa della liberazione, quest'anno eccezionalmente anche festa del calcio a 5. Viviamo lo sport per serate come questa, per scrivere una pagina indelebile nell'enciclopedia del futsal. È una finale per la Serie A, è la porta del paradiso, è semplicemente la partita delle partite. Il miglior cannoniere del Mantova calcio a 5, tanto la conclusione di Bordignon smanaccia lateralmente Casassa, fuori classe verde oro dei biancorossi, la conclusione dalla lunghissima distanza di Mattia Mascherona. Dal termine del primo tempo Bordignon al volo, capita in traiettoria l'Eleco, poi Vailati, si salva in due occasioni il Mantova per merito proprio del suo capitano. Parte ora Crescenzo a piccoli passi, la riapertura per Pires, un colpo da biliardo del miglior cannoniere del Mestre Fenice, del top scorer del campionato, l'esultanza che più lo contraddistingue, la festa incontenibile sugli spalti. Ora riceve proprio il numero 9 che va a puntare all'area di rigore, l'Eleco gli ostacola il cammino e ribalta anche il fronte, un cioccolatino a due passi dalla porta che Tommaso Grosso deve solo scartare. Fa festa il pubblico di Mantova, l'Eleco arringa tutti quanti uno per uno, proprio insieme a Pino Milella che lo sta guidando tuttora. Romano, la respinta di Seba Diodoardo. In tante zone d'Europa e del mondo alla fine si allontana e Misael, testa e riflessi di Diodoardo che cala la saracinesca, viene chiuso da Gonzalo Pires, poi l'Eleco con un contro break efficace e intelligente, tanto per citarne 4. Maltauro viene chiuso, riesce a destreggiarsi, poi Bordignon direttamente sul corpo di Casassa. Mestre Fenice che guadagna 9 metri in campo, 1-2 con Pires, filtrante di Bordignon cercando proprio l'albiceleste, davvero tappando ogni buco possibile il numero 11. Maltauro, poi Vailati, Pires, succede di tutto a ridosso dell'area di rigore lombarda. Romano, uno sguardo verso la porta, poi Wilde, poco movimento in fase offensiva per il Mantova, allora l'Eleco prova a crearlo lui intensificando i giri del motore. Diodoardo si salva, all'indietro sul numero 8 che si inserisce, chiude il triangolo, un dialogo a velocità ipersonica che fa tanto male alla retroguardia del Mestre Fenice. Ora Carabellese, il piazzato dalla lunghissima distanza, questo pallone ha sfondato la traversa, non l'ha solo colpita. Presumibilmente andrà Wilde alla battuta in ogni caso. Parte ora il numero 13, lo schema Misael qui al Palace Schweitzer per incitare i biancorossi con questa conclusione di Misael, poi Wilde, 1 contro 1 con Vailati, Diodoardo o Pires in traiettoria, ancora ad accomodare il pallone per i compagni. Wilde a fronteggiare Vailati, lo scavetto, ci vogliono i veri campioni per venire a capo di queste pratiche, e allora Misael dal nulla sfodera il gol del 3-1 con un colpo estratto dal cilindro, una magia pura del top scorer virgiliano. Bordignon riceve da Vailati, lo manda nel corridoio, traccia interdetta da Wilde, l'aggancio di testa e il sinistro di mezzo esterno del solito Misael Gonçalves, del giocatore del Mantova è assai sospetta, era anche circondato da vari, tanto Donadoni, un miracolo di Diodoardo tiene in vita il Mestre Fenice. 10 minuti e 30, poco più di un quarto di match ancora da giocare. Ruzzene mandato nella corsia, nel corridoio centralmente, 1-2 con Christian Ruzzene, innescato ancora sul centro-destra, poi la conclusione sulla traversa, ma il tempo
inevitabilmente ora reciterà un ruolo da protagonista. Bui, lo scarico per Ruzzene, i due gioiellini mandati in campo da Mastro Giovanni e Vecchiato riaccendono le speranze del Mestre Fenice. Abbraccio con i propri tifosi e con Seba Di Edoardo per il numero 8. Pino Milella davvero non si stanca di giocarsi la carta del portiere in movimento, del power play. Ora però c'è una superiorità numerica per il Mestre Fenice, ci vuole uno straordinario Casassa di Carabellese, del numero 22 di cui abbiamo parlato a più riprese e che ora va a insidiare la porta di Di Edoardo. Un varco con cui sfondare, dunque è plausibile. Intanto Bordignon, tutto regolare, Maltauro, lo scavetto del Bombardeiro con palla di pochissimo oltre la traversa. Scambiano a più riprese i due e Crescenzo ci fa sbarrare la strada da Casassa. Lancio lungo per Wilde, poi Donadoni aggancia questo pallone, lo scava alle spalle di Di Edoardo, fa tutto con il destro con dolcezza, leggiadria, per poi mostrare più chiaro che mai il proprio nome, il proprio numero di maglia. Lo fa ora con Bordignon, impreciso il tocco del leader Mestrino, e allora a blindare il successo del Mantova ci pensa il meno utilizzato da Pino Milella, che entra, segna e in ogni caso lascia il segno e incide in maniera assai decisiva su questo match. Segna anche Johan Valdés spedendo oltre la traversa. Maltauro si fa soffiare il pallone da Wilde, che la firma comunque la mette anche quest'oggi. Il marchio del fuoriclasse carioca non può mancare. Finisce in questo momento il match del Palasport Marco Schweitzer di Mantova. La capolista se ne va, cantano con tutta la propria voce i supporters virgiliani, perché il Mantova di Pino Milella ne rifila 6 al Mestre Fenice nello scontro di vertice